Gaetano Catalano guiderà la Pro Favara anche nella prossima stagione nel campionato di eccellenza Girone A. Mister Catalano gode della fiducia della società che gli ha riconfermato l'incarico. Ha fatto benissimo nella stagione appena trascorsa, terzo posto in campionato, disputa dei playoff, perse con l'Enna, con una squadra che gli è stata vicino e che ha dato delle grandi soddisfazioni alla città. Soddisfazioni che dovrebbero continuare anche per il prossimo anno. La società infatti non ne nasconde le velleità di conquistare la Serie D. Lo hanno detto chiaramente il presidente Rino Castronovo, il suo vice Salvatore Marrone e tutti gli altri dirigenti compatti nel cercare di dare a Favara un posto d'onore nella categoria superiore. Il già riconfermato direttore sportivo Tino Longo si è messo già al lavoro per cercare di formare uno spogliatoio veramente importante e unito. Saranno naturalmente riconfermate le pedine fondamentali della Pro Favara che ben ha figurato nello scorso campionato con l'innesto di altri elementi che potranno dare la spinta in più. Gaetano Catalano si è detto soddisfatto della fiducia che gli hanno accordato dicendo che a Favara si è trovato subito benissimo con un grande rapporto con la società, con i giocatori e con il fantastico pubblico, soprattutto gli ultras che hanno seguito la squadra anche in tutte le trasferte. Intanto lo stadio comunale Bruccoleri di Favara inizia i lavori di ristrutturazione con gli spogliatoi ma anche con dei campetti e delle strutture complementari che arricchiranno l'offerta dell'importante impianto sportivo di Favara. Nei prossimi giorni la società, unitamente all'allenatore e al direttore sportivo, si presenteranno ancora alla città e al pubblico per ufficializzare le intenzioni di fare un campionato al vertice e conquistare la Serie D.